Eccoci cari telespettatori, stiamo parlando di amministrazioni condominiali e adesso ci portiamo, visto il presupposto fondamentale per qualsiasi azione è essere amministrati da un amministratore che ha un attestato di aver fatto una frequenza di un tot di ore e quindi è abilitato a svolgere questa professione, anche perché ci sono delle responsabilità di carattere penale oltre che civile a fare l'amministratore, non è una cosa così tanto semplice. Andiamo sul nocciolo della questione che interessa tanti in questo periodo, il bonus che c'è stato del 110% relativamente ai condomini, quindi dove ci sono più proprietari di appartamenti. Molti si sono avventurati in questo progetto, tanti non sono però riusciti a portarlo a termine nei tempi. Ci racconti un po' qual è stata la cosa e quando è uscito anche voi come vi siete atteggiati, come l'avete affrontato, lo state affrontando? Allora, le agevolazioni fiscali hanno inizio con la finanziaria del 98. Nel novembre del 97 noi come ANACI Padova, allora eravamo ANAI, non ANACI, scusa, presentammo degli emendamenti tramite un collega di Vicenza, fu accettato e noi fummo soddisfatti perché tolsero l'onere agli amministratori di elencare quanti condomini amministravi, i nomi dei condomini, le entrate e le uscite, insomma un qualche cosa che non era giustificato presentare. In quell'occasione nacque anche l'agevolazione fiscale del 42%. Nel marzo del 98 uscì anche una precisazione che avevano diritto a ottenere le agevolazioni fiscali solamente coloro che erano in regola con le costruzioni, che non ci fossero abusi edilizi, punto. Siamo andati avanti dal 42 al 36 al 50 al 65 e arriviamo al 110. Il messaggio che è passato a tutti gli italiani: ti faccio la casa nuova gratis. Immaginate tutti quanti. Il messaggio diciamo che è stato un po' fuorviante, attrattivo senza dubbio, tutti ci hanno messo il naso dentro, però poi... basta ragionarci sopra, con tutti i debiti che lo Stato italiano ha, tu spendi 100 e ti do 110, che cos'è che puzza? Intanto primo l'amministratore è lui che firma i contratti, perché rappresenta in base a medicina è lui che rappresenta. Deve firmare i contratti. È lui che deve firmare i contratti, per cui responsabilità è... Il responsabile è l'amministratore. Quindi l'amministratore deve essere presente a tutte le riunioni condominiali relative a queste cose? Non solo, ma deve scegliere, valutare, farle le pulci sugli appalti, sui contratti di appalto. È un lavoretto che non è da poco. Perfetto. Presidente, la interrompo solo un secondo, abbiamo una telefonata, un attimo solo. Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Se dalla regia alzano il volume così la sentiamo bene. Dove chiama? Da Mantova. Prego. Prego, prego. Mantova. Sì, la sentiamo, dica pure. Sì, io volevo chiedere un'informazione e non so se riesco a spiegarmi bene. Semplifichi al massimo, dica. Spero di essere abbastanza chiaro e sintetico. Io sono proprietario di un appartamento, piccolo appartamento, e per motivi familiari, economici, l'anno scorso, 2 anni fa circa, l'amministratore mi ha potuto fare, mi ha mandato per poter pagare, ero indietro con le spese condominiali, e l'amministratore, nonostante i problemi economici, ha fatto ricorso all'avvocato. Questa cosa è stata pagata, il condominio. Sì. E adesso, siccome le spese sono rimaste un po' residue, ancora un po', diciamo tra virgolette, sono rimaste delle spese residue ancora da pagare, non vorrei che l'amministratore, la domanda che volevo chiedere è fino a che potere ha di poter andare ancora dall'avvocato per poter esigere le spese del condominio, perché dopo triplicano, o se non quadriplicano. Ecco, nonostante abbia dei problemi economici, insomma. Volevo chiedere se lui ha potere ancora di consultare il suo avvocato per poter andare... Per procedere di conseguenza. Triplicando ancora le spese, ecco.
Posso rispondere? Sì, certo. Allora, purtroppo l'articolo 63 delle norme di dotazione del Codice Civile impone all'amministratore di esigere il recupero delle spese insolute dopo trascorsi 6 mesi. È mala gestio se non lo fa. Però nel caso di specie, io nelle lezioni che noi facciamo per i nostri aspiranti amministratori insegniamo che è vero che è obbligo dell'amministratore esigere, però ci sono dei casi particolari che nessuno vuole fare i furbi, c'è proprio una difficoltà, ho perso il lavoro, sono stato licenziato, sto male, non posso andare a lavorare, insomma dei casi particolari dove è sufficiente fare una scaletta di rientro, un po' di soldini al mese, e se viene rispettata la scaletta non c'è motivo per ricorrere al magistrato per ottenere il decreto ingiuntivo. Quindi lei cosa consiglia a questo condomino? Con l'amministratore, non so chi sia l'amministratore, ma proprio andare, come si suol dire, col cuore in mano e dire: attento bambino mio, soldini non ce ne sono, però un po' alla volta io ti prometto che vado a onorare il debito, perché come diceva il nostro ascoltatore, l'amministratore ritornerà alla carica col decreto ingiuntivo perché è il suo dovere farlo, perché altrimenti i soldini ce li rimette lui e non siete neanche parenti né amici. Però immagino che sia una persona normale, quando lei va a proporre una scaletta di rientro sarebbe sciocco da parte sua, anzi mi faccia sapere il nome di chi è, così ci pensiamo noi da distante. Perché non è ammissibile che nel 2023, con tutte quelle disgrazie che ci sono attorno, di essere fiscali all'assurdo. E allora ascolti appunto il consigliere che le dice appunto di andare a parlare direttamente con l'amministratore, però proporre lei un piano di rientro, perché è ovvio che se lei non propone niente l'amministratore si trova in difficoltà, sì, perché ci rimette di proprio. È vero che non ha liquidità, però l'immobile ce l'ha. Certo. Poco 100.000 l'appartamento gli vale, avrà 2.000 lire, scusate, 2.000 euro da pagare grosso modo, ma basta mettersi d'accordo un po' alla volta, gli si dà. Quindi trovare un accordo in modo per rientrare della spesa, questo è fondamentale. Grazie al nostro telespettatore di aver chiamato e grazie a lei di aver risposto. Ritorniamo sulla questione. L'amministratore deve essere presente per il discorso, dicevamo, anche del concordare il 110, però le percentuali rispetto ai progetti iniziali sono cambiate, quindi basta un 30% che approvi. No, quando si sono accorti di aver toppato, perché il principio del 110 era veramente eccezionale, dava da intendere all'Europa che l'Italia si stava muovendo, aveva cominciato a muovere il volano, dando per la riqualificazione dei fabbricati con contenimento energetico, e gli dava i soldini per incentivare i cittadini italiani a fare questo tipo di intervento. Però l'hanno presentato da sciocchi, cioè non me ne voglio i senatori che hanno proposto questo, però è stato sciocco da parte loro buttarla lì, dare un tempo limitato per fare i lavori. Cosa è successo? Che nel secondo semestre del 20 nel Veneto sono sorte 500 società esperte nel portare a termine il 110. Però sostanzialmente, vabbè, sono un po' dappertutto, sono sorte. Andati avanti nel tempo c'è la maggioranza che deve deliberare se effettuare questi lavori. Lei me lo raccontava fuori onda, una maggioranza che è diminuita rispetto ai lavori straordinari. Quasi subito, mentre ci sono per i lavori straordinari dal punto di vista economico, non dal punto di vista del regolamento edilizio. Prevede, il 1120-1121 prevede che ci sia i 2/3 dei partecipanti presenti in assemblea e che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi. Cosa significa? Che i 667 millesimi per fare l'approvazione sono stati tagliati, hanno detto basta 1/3.
Quando mai un terzo approva dei lavori che sfiorano il milione di euro e quelli 2/3 che sono a casa secondo me cacciano i soldi, dai. Ecco, bravissimo, infatti basta un terzo, e se però gli altri 2/3 che non saranno magari d'accordo su questa cosa qua o non partecipano, perché dopo vediamo anche il messaggio che è arrivato, come fanno a trovare i soldi se magari, appunto, come nel caso del telespettatore, non ne hanno? Chi li tira fuori? Chi ha deciso? No, appunto, sono talmente ricchi, o meglio ancora, hanno devono pagare tante tasse nella loro denuncia dei redditi, che si accorpano loro il debito del condominio che non ci sta, cosa assurda, non è mai successo, però potrebbe capitare. Altrimenti il condominio finisce in difficoltà. Ecco, e le banche, insomma, è nato male, è stato portato avanti sempre a Quindi no, ma lei mi spizzichi. diceva questo, che attenzione, perché anche a prescindere dalle questioni legali, il progetto, questo avanzamento dei lavori eccetera, va avanti male se non c'è la maggioranza ben superiore a un terzo. Certo. Perché è rischiosissimo. Certo, ma nessuna impresa... l'impresa che ci sta dietro a intraprendere i lavori, può stare tranquilla. Le banche ti domandano tutte le se ricordo bene, sono 36 documenti per essere sicuro che è tutto a posto. Chiaro. Ciò non toglie che ci sono quelli che sono bravi a fare lo slalom in mezzo ai paletti, che hanno fatto sì che ci siano tante di quelle truffe da far paura. Però questo non è un aspetto positivo. Le leggo il messaggio, poi andiamo in pubblicità, che è arrivato poco fa. Un attimo solo che lo leggiamo, chiedo alla regia se ce lo rimettono in onda. Eccolo qua. Il mio amministratore nella convocazione assemblea inserisce sempre la voce vari ed eventuali. Con questo si parla di qualsiasi cosa e si va anche a votazione. Secondo me non è corretto e legale, perché così non posso prepararmi e informarmi bene sull'argomento che verrà trattato. Le varie ed eventuali, beh, ma non possono parlare di un 110, ecco, penso. Purtroppo ci sono dei colleghi, anche qualificati, con il nome roboante sulla carta intestata e in seglie cubitali, che sbagliano mettendo ancora vari ed eventuali. Non esiste! Non esiste. Vari eventuali. Se io non posso frequentare l'assemblea e mando delega, non posso dare delega su vari eventuali, non so neanche di che cosa si tratti. Quello è un errore atavico che si porta da Checco Beppe, quando amministrava a Trieste, che metteva vari eventuali, faceva quello che voleva. Qua l'amministratore corretto non può mettere varie ed eventuali. Sono impugnabili le varie ed eventuali? Perbacco. Perfetto. Altra chicca, quindi, attenzione alle varie ed eventuali, eventualmente dice il socio Danacci, si possono impugnare, quindi informarsi bene su queste voci. Effettivamente sono nulle, non annullabili. Nulle addirittura, quindi non c'è il rischio che ci mettano dentro non è all'ordine del giorno? Ecco, perfetto. Allora, torniamo tra pochi secondi, pubblicità.